rubrica Forum degli eroi, la polizia e il cittadino. Titolo del topic: squilibrato anticlericale perseguita parroco, denunciato. Il topic autore è Bitonale l'autore. Ah sì? Bene. E che dice Bitonalo? Dice: mi viene in mente un amichetto della Forum, dice, non so perché, dice, l'uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. 13 novembre, ANSA, Gela, Caltanissetta, 13 novembre, dice, stengo di subire le persecuzioni di un fedele affetto da disturbi mentali, ha chiesto l'intervento della polizia. Saranno andati un paccoleo di Angelis, intercettato dagli agenti del locale commissariato, che porta Genova a me, e poi visitato da uno psichiatra. Sicuro che era con la testa a posto sto psichiatra. Dice: l'uomo è stato ricoverato presso il servizio di salute mentale dell'ospedale civile di Gela, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Stamani, di fronte all'ennesimo attacco verbale contro il parroco, è scattata la denuncia per violenza privata. La firma dello Bitonale qual è? Dice: ho imparato che un uomo ha il diritto di guardarne un altro dall'alto al basso solamente quando deve aiutarlo ad alzarsi. Sì, vabbè, leggela l'incontrario. Arriva con Atine Caput 3, e 3 perché il 2, l'1 e lo 0 l'hanno bannato, censurato. Coratine Caput 3. Dici, ma che dici Coratine Caput 3? Dici, a me dici vengono in mente, dice, il Pasquale Roberto, i noti ignoti Pasquale Roberto, De Angelis Giuliano, il Francesco Corriero, agenti di PG, non si sa se so do commissariato Porta Genova, da questura di Milano, non si sa se sono di Palermo, di Bologna, non si sa, insomma sono noti e ignoti. E poi dice ancora, mi viene in mente, dice, la Narcisa Zarasti, il Tre Paolo Alessandro, il Puledda Angelo, il Ruscia Silvio Biascio. Sì, si pronuncia così, scegli, il Ruscia Silvio Biascio, così. La Laura Tragni, la Rossana Filacchione, il Barili Enrico, la Cecilia Vassene, il Nobile Alberto, il Corte Antonio, il Paolo Ielo, il Gaetano Ruta, e basta, mangia leggero, sembra ruttare sta questo, che diceva il Gaetano Ruta, il Lafayette Emilio, il nipotino si chiama Raffaele, e un piccoletto, il calunniatore, l'untore del Giambellino Lorendeggio, e fa il fornaio, sì, dentro pagnotti ce n'è la droga, no? Tanto te uno zio commissario. La firma del Conatine Caput 3, cos'è? Una medaglia al Forum degli eroi. Poi arriva un certo Ghisa 2193 e dice i nomi degli eroi che hanno estirpato il tumore Angelo Russo. E chi? Minaccia criminale, minaccia criminale, dici, per l'operosa città di Milano. La firma di Ghisa 2193, Silvio,
dice abbassa la cresta e grazie alla ricerca si ha i capelli in testa, vero? Dice, e poi dice compagni, mettetevelo nella testa, noi dobbiamo tutelare la legalità. Palmiro Togliatti, 1946. Ancora Conatini Caput. E Conatini Caput 3 arriva e dice, no, dice, ancora, dice, gli eroi non ci sono riusciti, la feroce città di Milano è ancora sotto minaccia criminale, io ci metto una faccina sorridente, boh, chissà perché. Comunque, dice, il potere lesivo per decreto di vino, Barbera, Lambrusco, Vermouth, siamo a Napoli. Diceva, comunque, dice, il potere lesivo per decreto di vino del nulla facenda della sacra infezione pacquolia lo ha ereditato i Bevisate, Elon Bevisate. Gli eroi, dice, non sono solo quelle, veramente sono migliaia, centinaia, migliaia, milioni. Dice, gli eroi non sono solo quelli, dice, e attualmente tengono sequestrate la giracaramia da Grottaglie, e qui c'è poco da scherzare, Isabelita e Maurizio Russo da Milano, qui non si scherza, sono vendette trasversali. E Berlusconi dice che non riusciranno ad affossarlo. Ma quando il cosiddetto Premier la smetterà di immedesimarsi nel pestatore di questurini e affini, sarà sempre troppo tardi. Ancora la firma, dice, una medaglia al forum degli eroi. E poi ancora, cattura boss Raccuglia, l'arrivo alla mobile, dice, i vigliacchi mi hanno bloccato l'accesso, KK, che sta per Conatini Caput, l'originale. Ripartiamo. Ecco, c'è il link che porta al videoblog cattura boss Raccuglia, l'arrivo alla mobile. E ancora si dice è il Conatini Caput originale, dice, dove passa che Attila, una specie di Attila, di più, una super Attila, vabbè, quello che è, dice, è il terrore di tutti i depravati